voi buonasera e ben trovati con questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Ritorniamo a parlare di super bonus 110%, parleremo in realtà anche degli altri bonus edilizi, lo facciamo perché siamo tutti partiti con il super entusiasmo, poi siamo finiti un po' in una super confusione e insomma adesso siamo in attesa di capire quale sarà l'evoluzione. Il tema è quello delle proroghe e attendiamo insomma indicazioni in tal senso che devono necessariamente arrivare da Roma, ma poi parleremo anche di alcune novità con le quali si sono trovati a fare i conti i cittadini che hanno intrapreso questa strada, naturalmente anche tutti i professionisti coinvolti e naturalmente le imprese. Vedremo anche qualche dato che ci racconta di come sta andando, di quanti insomma sono i procedimenti aperti in tal senso. Vado a presentarvi subito gli ospiti che sono in studio con noi. Saluto e ringrazio per essere tornato in studio Alberto Maria Camillotti, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine. Grazie per essere tornato con noi ed è tornato in studio in rappresentanza appunto di un'altra categoria coinvolta in prima linea sul tema dei bonus edilizi, Marco Bottega per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Grazie, buonasera. Abbiamo in collegamento Skype, e lo coinvolgiamo subito, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Luca Sut. Buonasera. Buonasera a tutti. Partirei proprio da lei, Sut. Prospettive presenti e future del super bonus 110 e dei bonus edilizi. Che cosa ci può dire? Ecco, intanto buonasera a tutti i telespettatori. Sì, il tema del super bonus è all'ordine del giorno e ci stiamo lavorando, stiamo cercando di risolvere le problematiche che sono state introdotte, qui non ho paura, problemi a dirlo, purtroppo il governo con la legge di bilancio, col testo che è presente sulla legge di bilancio e successivamente con il decreto emanato subito dopo, il famoso decreto antifrode, ha creato molti problemi alle imprese, ai professionisti e anche sicuramente anche le banche per tutto il sistema che riguarda la cessione del credito, perché di fatto ha cambiato, per così dire, le carte in tavola per quanto riguarda alcune parti di documentazione che va presentata, soprattutto per quel che riguarda tutti i bonus che non sono super bonus, e le problematiche invece che sono nate dal testo della legge di bilancio perché non c'è, come abbiamo sempre detto, noi volevamo una proroga di tutto quello che era previsto nel testo originale del super bonus, come movimento noi abbiamo scritto con l'allora Ministro Patuanelli di Sviluppo Economico, non ci basta appunto che venga fatta la proroga fino a fine 2023 solamente per i condomini. Di fatto le case unifamiliari che, ripeto, sottolineo, sono la stragrande maggioranza anche degli edifici che abbiamo nei nostri paesi, nelle nostre province. Non tutti abitano in condomini e non dare la certezza a chi abita appunto in case unifamiliari o comunque funzionalmente indipendenti, non dare la certezza della proroga, quindi avere un termine del 30 giugno 2022 è un termine troppo breve, troppo vicino per poter finire i lavori. E avendo messo appunto il requisito per poter continuare fino al 31/12/2022 il limite ISEE, come tutti abbiamo potuto vedere, e l'aver consegnato la CILA al 30 settembre 2021 sono dei limiti troppo restrittivi. Molte delle famiglie magari che hanno un ISEE sotto i 25.000 non hanno addirittura una casa di proprietà e quindi non hanno neanche una casa dove poter eseguire i lavori. Sicuramente anche l'inquilino che paga l'affitto può accedere al super bonus, però non è il suo primo interesse sicuramente quello di voler fare questi lavori che magari le deve fare il proprietario della casa. Allora, le chiedo una cosa. Chiediamo appunto quello che chiediamo con gli emendamenti che abbiamo depositato alla legge di bilancio appunto sono quelli di eliminare
il limite ISE e il limite di aver consegnato la CILA al 30 settembre 2021. Ecco, lei sta parlando della legge di bilancio. Quando si chiude questa partita e quindi quando avremo certezze su proroghe o eventuali proroghe? Sì, spero di aver capito bene perché il collegamento non va benissimo oggi e adesso lunedì di questa settimana c'era il termine per la consegna del deposito degli emendamenti. Che ricordo quest'anno la legge di bilancio viene modificata al Senato, alla Camera ci sarà un passaggio e quindi sarà bloccata, non avremo tempo per poter modificare. Io credo che intorno al 20 di dicembre potremo avere il testo definitivo che poi arriverà, come ho detto, alla Camera bloccato. Quindi c'è bisogno ancora di questo tempo, noi stiamo interloquendo e lo stavamo facendo anche in diretta come parlamentari con il nostro ministro Patuanelli in Consiglio dei Ministri per riportare al ministro Franco e al presidente Draghi, perché sono loro che hanno deciso queste misure che sono state riportate all'interno della legge di bilancio. Eravamo appunto in diretta in collegamento per riportare le nostre contrarietà. Voluto procedere insomma col testo che poi è arrivato in Gazzetta Ufficiale. E come ho detto, le modifiche che avevamo proposto in quella sede le abbiamo proposte in legge di bilancio intorno appunto al 20-21 di dicembre, potranno essere per così dire definitive per poi entrare in vigore chiaramente con il 1° di gennaio 2022. Grazie allora a Luca Sut per questi aggiornamenti, grazie per il suo intervento, naturalmente buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E allora rientriamo in studio, parto da Camillotti e riprendiamo il discorso da qui, questa data del 20 dicembre. Ci avviciniamo a fine anno e di fatto ancora non c'è quella certezza che insomma, ci si aspettava ormai già da un po' di tempo. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Penso che il titolo che sta correndo sotto, Facciamo chiarezza, sia un po', come dire... un auspicio più che... certo. Stasera non riusciremo sicuramente a fare chiarezza o ci proveremo. E dico questo perché abbiamo di fronte due diversi provvedimenti di legge. Allora, adesso li affrontiamo separatamente perché sennò rischiamo di fare confusione. Abbiamo un disegno di legge della norma finanziaria, che è quello che il parlamentare ha appena commentato, che sta facendo il suo iter. Abbiamo un testo che sappiamo non essere quello definitivo e che subirà inevitabilmente degli emendamenti. Bisognerà capire fra le diverse forze politiche e tenendo sempre conto che la norma finanziaria è una coperta corta, per cui i numeri di bilancio devono essere strettamente rispettati e si chiede una cosa, se ne chiede un'altra, qualcuno l'avrà vinta su un capitolo di spesa, qualcun altro l'avrà vinta su un altro capitolo di spesa. Quindi evidentemente questo balletto delle date, che poi rifaremo nei dettagli, è tutto legato a un esborso maggiore per lo Stato pian piano che allunghiamo le date. Quindi io immagino che tutti quanti gli operatori politici in questo momento sappiano che allungare il termine libererebbe psicologicamente chi deve fare gli interventi, farebbe fare gli interventi in modo più ordinato, organizzato, preordinato. Certo è che ogni anno in più che si concede è una spesa pesante per lo Stato, quindi dobbiamo capire questa cosa. E qui abbiamo un disegno di legge. Nel frattempo è intervenuto un decreto legge, che è il cosiddetto decreto antifrodi, che ha inciso pesantemente sulla normativa dei bonus tutti, sia del super bonus che degli altri bonus edilizi, ed essendo un decreto legge, poi entreremo nel dettaglio se vuole per capire che cosa è successo, ma ha inciso pesantemente e direttamente a far data dal 12 novembre. Questa, essendo un decreto legge, è già una norma imperativa nel nostro ordinamento, è soggetta a conversione nei 60 giorni, per cui deve diventare una legge da decreto legge, però è immediatamente efficace e questo ha creato quella paralisi di cui accennava prima il parlamentare e che in parte forse si è sbloccata con la circolare ministeriale di ieri,
perché la circolare ministeriale ha detto qualcosa e poi lo vedremo, ma sicuramente, qui vorrei sentire anche il giudizio di Marco, questa norma che è arrivata veramente, per usare un termine calcistico, a piedi uniti, nel bel mezzo di un finire d'anno dove la cessione dei crediti soprattutto era all'ennesima potenza in termini di lavoro, ha di fatto paralizzato. E quindi questa premessa, poi entriamo nel dettaglio, basta avere chiaro che ci sono questi due provvedimenti che incidono sulla stessa norma, ma uno è solo un disegno di legge, l'altro è già un decreto legge operativo. Allora, un disegno di legge e abbiamo detto entro 20-21 dicembre avremo le certezze che aspettiamo, dall'altra questo decreto antifrode che ha cambiato le carte in tavola a partire dal 12 novembre, a cantieri già aperti, a fatture magari già presentate, caricate nelle apposite piattaforme, quindi non solo super confusione ma anche super ansia, perché a un certo punto ci si è trovati ad operare con regole nuove e comunque in un clima nuovamente di incertezza. Ecco, questo per chi lavora in che cosa si è tradotto? Ma allora, come diceva Alberto, sostanzialmente si è tradotto in una paralisi degli studi che stanno facendo chiaramente la parte di asseverazioni, si occupavano della contabilità dei cantieri e di quello che era quella parte, diciamo, legata alla parte tecnica e finanziaria, e ha comportato di fatto il fatto di ricominciare da zero un lavoro che era già fatto. Il problema principale per gli studi è che in questo momento, come diceva Alberto, per tutto quello che non è super bonus soprattutto si è trattato di fermarsi, riprendere quelli che erano stati anche i contratti con le ditte, i prezzi, e cercare di capire in che forma, diciamo così, poter dire che le prestazioni e le cose comprate dai nostri clienti avevano un prezzo congruo, perché non dimentichiamo che qui il nodo della faccenda è che il professionista garantisce la congruità del prezzo e la garantisce personalmente. Questa è una cosa, un dettaglio non trascurabile. Assolutamente, in molti si sono detti, vabbè, in corso d'opera si sono resi conto che nel nostro paese c'è qualcuno che fa il furbetto. Non lo si poteva naturalmente immaginare prima che cominciasse questa partita, era necessario trovarsi proprio in mezzo? Ma allora diciamo che secondo me c'è stato un piccolo problema. Le misure legate alla cessione del credito e a quello che erano queste tipologie di bonus erano strettamente legate alla necessità di far riprendere velocemente un settore che non attraversava assolutamente un bel periodo in un momento di congiuntura economica particolare. Chiaramente nella prima tornata di regolamenti si è cercato di dire alle imprese partite e in qualche modo facciamo questi lavori. Cosa è successo? Come in tutte le cose, quando siamo arrivati alle prime cessioni ci siamo resi conto di quanto era l'importo di questi lavori. E quindi, come per il super bonus, si è cercato in qualche modo di avere una figura di, chiamiamola garanzia, che in realtà la garanzia è vista dal punto di vista positivo, dal punto di vista pratico, si è cercato di avere qualcuno che avesse un'assicurazione e che tutelasse, diciamo così, lo Stato dal danno patrimoniale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quanto richiesto in questo momento sostanzialmente è quello previsto per il super bonus, quindi io trovo un professionista, magari quello che ha progettato l'opera, che mi fa un computo metrico estimativo, lo fa con il prezziario regionale, mi dice che il contratto che ho chiuso con l'impresa e le lavorazioni che sto facendo siano bonus 50, bonus facciate, quello che volete, è un prezzo congruo, mi assevera che questo prezzo è reale e si prende la responsabilità di dire che quella cifra che ho pattuito con l'impresa corrisponde a un credito realmente esigibile. Questo ha delle implicazioni abbastanza grandi per il professionista che fa l'asseverazione, perché di fatto con l'asseverazione il professionista dice va tutto bene e si frappone, cioè diventa quel soggetto che garantirà in futuro sia il danno patrimoniale che il committente, perché ricordiamocelo, con i bonus il professionista, soprattutto quello tecnico che fa l'asseverazione, in parte anche chi fa il visto di conformità, è una sorta di schermo per il committente, cioè il danno patrimoniale viene imputato al professionista, non al committente. Questa è una cosa che abbiamo imparato perché è la domanda che ci viene fatta regolarmente. Chi risponde se le cose vanno male? La risposta è il professionista tecnico a cui hai dato l'incarico, ragionevolmente.
Diciamo questo, poi andiamo in pubblicità e riprenderemo nel dettaglio la discussione. Insomma, da quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto rilancio che ha aperto questa partita, credo che siano state migliaia le richieste di chiarimenti e le risposte che sono arrivate, con dei cambi che hanno, diciamo, riguardato anche la normativa, che insomma hanno fatto aumentare i dubbi e di fatto anche le preoccupazioni dei professionisti e dei committenti che insomma si preparavano ad intraprendere questa strada o l'avevano nel frattempo già intrapresa. Andremo a capire anche cosa cambia, perché si diceva con il decreto antifrode vengono estesi ai bonus edilizi insomma, alcune specifiche che prima riguardavano solo il super bonus. Cambia qualcosa anche per il super bonus, ecco, e lo capiremo dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, Super Bonus 110, facciamo chiarezza, il titolo di questa puntata. Abbiamo detto che non riusciremo a fare chiarezza al 100%, sicuramente non al 110%, ci proviamo in un quadro che deve essere ancora definito. Allora, abbiamo iniziato a parlare del decreto antifrode che ha cambiato un po' le regole del gioco a partire dal 12 novembre. Abbiamo in linea generale insomma accennato a che cosa cambia, spieghiamolo però adesso un po' più nel dettaglio, così da far capire a chi ci sta seguendo che cosa cambia per il super bonus 110 e per gli altri bonus edilizi. Allora, sostanzialmente, chiamandosi decreto antifrode, questa norma va a mettere un'ulteriore gabbia su sia il super bonus che gli altri bonus edilizi, per evitare che ci sia qualcuno che fa il furbetto. E quindi, come linea di principio, diciamo che vengono appesantite da un punto di vista burocratico e amministrativo tutte le linee di credito, usiamole così, dedicate ai bonus edilizi. Per quanto riguarda il super bonus, viene estesa l'obbligo di emettere il visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente decida di utilizzare la detrazione all'interno della propria dichiarazione. Ricordiamo che per il super bonus era obbligatorio il visto solo nel caso in cui decidessi di cedere il credito o fare lo sconto in fattura, oggi anche per l'utilizzo diretto. L'unico caso in cui non avrò più necessità del visto di conformità è quando il cittadino decide di utilizzare come metodo per fare la sua dichiarazione dei redditi il sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi prende il 730 precompilato che l'Agenzia già gli propone, dà per buono quello che l'Agenzia ha scritto nel rigo apposito del 110, e questo è l'unico caso in cui la visto di conformità non serve. Perché? Perché utilizzo gli stessi dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria e allora qui l'Agenzia dice non voglio nessun visto di conformità. È l'unico caso che è rimasto fuori dai visti di conformità. E questa l'unica modifica che riguarda il super bonus. Per tutti gli altri bonus, e quindi parliamo di classica ristrutturazione al 50% con limite di 96.000 euro, tutti gli ecobonus al 65%, tutti i sisma al 75, 80, 85%, ma soprattutto il bonus facciate al 90%, che ricordiamo, e qui Marco forse ce lo potrà confermare, è la norma che è stata più utilizzata e dove probabilmente le frodi si sono sprecate, sia in termini di asseverazione della spesa effettivamente sostenuta, sia in termini di cedibilità del credito. Dicevamo che oggi se il cittadino desidera utilizzare queste detrazioni all'interno della propria dichiarazione non deve fare il visto di conformità. Se decide di fare sconto in fattura o cessione del credito, anche per questi bonus edilizi, chiamiamoli minori rispetto al 110, è obbligato a ottenere una asseverazione da parte del tecnico, di un tecnico abilitato, quindi un'asseverazione appunto tecnica, e poi accanto il visto di conformità emesso da un dottore commercialista, un consulente del lavoro, un ragioniere. Questo per dire che il meccanismo burocratico che fino ad oggi abbiamo conosciuto sul 110, che in realtà, se ben strutturato fin dall'inizio, non è niente di trascendentale, deve essere applicato anche dagli altri bonus. Qual è il problema? Che se io ho strutturato un lavoro fin da giugno, luglio, maggio,
con una minor raccolta di dati, con una minor precisione, perché tanto sapevo che potevo fare quello che volevo. Oggi ricostruire tutta questa cosa e soprattutto avere pronti i lavori, perché eseguiti magari al 70, 80, 90%, e non riuscire a cederli perché mi manca l'asseverazione del tecnico, il quale non può sentirsi arrivare una telefonata la mattina alle 8, senti, ho fatto la facciata del condominio, mi asseveri che le spese sono buone, ma dovrò vedere, dovrò verificare, dovrò andare a guardare i computi metrici, dovrò capire i materiali utilizzati, e parlo lato Marco. Per quanto riguarda i miei colleghi, visto di conformità, sì, senz'altro, però anche lì vuol dire recuperare le carte. E quali carte? L'asseverazione del tecnico, le fatture, i bonifici, è una mole di lavoro che viene scaricato, ripeto, in un momento dell'anno in cui novembre e dicembre, posto che ricordiamo queste norme sono quasi tutte destinate alla persona fisica e quindi per la persona fisica nel nostro ordinamento tributario vale il rigido criterio di cassa, quindi io detraggo quando spengo. Spendere, tipicamente oggi tenteranno tutti di spendere a novembre e dicembre, perché così già da gennaio possono cedere il credito o utilizzarlo in dichiarazione. Quindi sono i 2 mesi dell'anno in cui si concentrano inevitabilmente tutti i pagamenti e tutte le fatture. Prima di chiudere dico solo che la circolare di ieri, che ha fatto leggermente chiarezza, perché il problema è chi è a cavallo dei lavori e che cosa è successo dopo il 12 novembre e prima del 12 novembre. La circolare di ieri ha chiarito che viaggiano con la vecchia normativa, quindi senza necessità dell'asseverazione e senza la necessità del visto di conformità, tutti quei lavori che, dice la circolare, per la buona fede del contribuente, hanno già visto l'emissione della fattura, il pagamento della fattura stessa e un contratto anche di diritto privato, cioè non il classico modellino dell'agenzia, con cui si è stabilito la cessione del credito. Quindi se io prima dell'11 novembre avevo già ricevuto la fattura, pagato quella fattura e fatto il contratto o l'accordo per la cessione del credito, posso andare avanti senza dover fare attestazione di congruità delle spese e visto di conformità. Se manca uno di questi 3 elementi, perché mi è arrivata la fattura ma non l'avevo ancora pagata, oppure avevo l'accordo per cederlo ma non ho ancora la fattura, oppure avevo fatto fattura e bonifico ma non c'è una prova che avessi già deciso di cedere il credito, rientro nella nuova normativa e quindi ho la necessità di visto di conformità e di attestazione di congruità. Spero di aver chiarito per sommi capi. Questo allora ci aiuta insomma intanto a capire come ha inciso, come sta incidendo il decreto antifrode. L'abbiamo visto dal punto di vista del commercialista, ci spostiamo adesso dall'altra parte e andiamo a capire poi tutto questo come si è concretizzato nei cantieri, a lavori in corso, pronti a partire, perché poi questo è poi concretamente quello che... Diciamo che l'effetto, come era stato l'effetto del super bonus, è stata la paresi, quindi sostanzialmente, come diceva Alberto, fino a che noi non abbiamo letto la circolare nessuno, diciamo così, sapeva effettivamente cosa doveva fare. Il nostro problema è che ci troviamo nella situazione come tecnici, ripeto, di dover garantire per tutta la filiera quelli che sono degli aspetti economici non trascurabili. Come dicevamo prima, la spinta nel settore edilizio in questo momento è stata importante, e soprattutto il bonus facciate è stato un bonus usatissimo, perché quasi tutti quelli che avevano cominciato sui condomini attraverso il super bonus a progettare dei lavori sono andati in direzione del bonus facciate per 2 ordini di motivi. Uno, perché noi non dimentichiamoci mai che abbiamo avuto una fase in cui la macchina pubblica non è stata in grado di darci i documenti relativi agli immobili. Abbiamo vissuto dei mesi molto difficili. La seconda cosa, tutti quegli interventi che non avevano una quota parte energetica o che facevano riferimento ai centri cittadini, il bonus facciate era stato pensato per quello ed è diventato operativo. Poi io ci metto una considerazione personale, il bonus facciate era l'unico bonus in cui non serviva il professionista. Nel senso che il bonus facciate, siccome è una manutenzione ordinaria, poteva essere gestito tranquillamente dalla committenza e dall'impresa. Non c'era nel testo originale nessuna indicazione di quelli che dovessero essere né dei prezzieri di riferimento né diciamo così, una contrattazione economica su quello che erano i lavori. Questo ha prodotto un'accelerazione di quel tipo di cantieri che noi abbiamo visto soprattutto in una zona come Trieste, dove per un lungo periodo fortunatamente anche sono stati recuperati tutta una serie di palazzi nelle vie principali,
e dall'altro punto di vista era anche un bonus in cui era abbastanza difficile quantificare le attività, perché chiaramente se io recupero una facciata e su questa facciata ci sono decori, lavorazioni particolari, c'è l'inquinamento, diventa difficile per un professionista fare un computo reale. Probabilmente il bonus facciata è anche quello in cui noi, quando andremo a vedere cosa è successo, troveremo all'interno più irregolarità che quindi siano... conferma quello che ci diceva Camillotti. Esatto. Lì non si è giocato sempre pulitissimo. No, so. e secondo me l'altro problema è questo, che adesso, come diceva Alberto, chi non ha chiuso entro il 12 novembre, adesso bisogna correre ai ripari, dovremmo trovare una serie di figure che riescono a mettere in fila dei numeri fondamentalmente, anche perché soprattutto i siti di cessione del credito delle banche, quindi i soggetti che dovevano comprare questo credito, di fatto hanno bloccato tutto il sistema per almeno 15 giorni, quindi noi sono almeno 15 giorni che non riusciamo a cedere un credito e siamo a novembre, è arrivato dicembre, abbiamo dei grandi problemi sui bilanci delle aziende e sul giro economico di queste società, insomma. Ci sono tante imprese coinvolte, appunto questa paralisi significa magari che alcune fatture sono state caricate già sul sistema, su quelle fatture le imprese pagheranno l'IVA, non riceveranno i soldi relativi a quella fattura, ci sono però i dipendenti da pagare che aspettano lo stipendio. Diciamo che si è fermato completamente l'ingranaggio, è come se una macchina in corsa fosse stata fermata all'istante e poi le si fosse detto ok, da domani devi ripartire alla stessa velocità di prima. Questo non è possibile in un settore come il nostro, non si può fare. Devi ripartire alla stessa velocità di prima, però con delle regole su strade che sono un po' diverse Esatto. da quelle che avevi tracciato all'inizio. In tutto ciò si è inserita anche un'altra difficoltà, che è quella dello stato avanzamento lavori. Ne parliamo dopo la pubblicità. Di nuovo in studio un altro tassello in questa vicenda. Abbiamo detto siamo passati dal super entusiasmo alla super confusione e ansia nei cantieri, ma anche negli studi dei professionisti coinvolti e anche nelle filiali delle banche. Allora, si diceva SAL al 30%, stato avanzamento lavori che deve raggiungere il 30% entro il 31 dicembre del 2021. Da dove nasce, Camillotti, questa novità? Allora, questa novità esce da una risposta di interpello che è stata emessa dalla direzione regionale del Veneto. Premessa: l'interpello è un bellissimo strumento del nostro diritto tributario con cui i cittadini si possono rivolgere all'amministrazione finanziaria ponendo delle domande su particolari norme che sono di difficile interpretazione e su cui possa esistere un dubbio. Ora, un suggerimento che mi verrebbe spontaneo è che le domande si fanno quando in qualche modo si può avere la certezza, ma non in modo complottistico, ma di aver trovato una soluzione credibile e che non faccia danni nel sistema, perché lanciare domande al buio senza sapere quelle che possono essere le risposte si creano dei problemi a tutti quanti, perché è ben vero che l'interpello per norma stessa è applicabile solo alla persona che ha fatto la domanda e che ha ricevuto quella risposta, ma quando si diffonde un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ancorché data per uno specifico argomento, questo poi rischia di paralizzare il sistema per la paura che anche altri funzionari dell'Agenzia delle Entrate interpretino in quel modo o che il capo di quello che ha fatto questo interpello decida a livello centrale di emettere una circolare che a quel punto vale erga omnes. Detto questo, il problema dei SAL al 30% è rilevato sul fatto che si dice: se io non sono riuscito a spendere tutta la cifra e non ho fatto i lavori almeno fino al 30% entro il 31/12, l'agenzia dice devono coesistere tutte e due le condizioni: aver fatto i lavori e quindi avere un'asseverazione di un tecnico che mi dice che i lavori sono stati fatti, averli fatturati e averli anche pagati. Se non c'è questa doppia coincidenza, perché per esempio io ho pagato già tutto ma i lavori non sono stati effettivamente eseguiti, ho una discrasia temporale e quindi io non posso entro il 31/12 cedere questa parte di credito. Come abbiamo detto prima, la data del 31/12 non è messa a caso nel calendario, è una convenzione, però costituisce l'anno fiscale, quindi passare o non passare, cioè fare un pagamento il 31/12 o farlo il 2 gennaio non è la stessa cosa, perché è in ritardo di 18 mesi la possibilità di cedere questo credito. Quindi
È vero che rimane un'interpretazione parziale, è vero che è dedicata solo al contribuente del Veneto che ha fatto questa domanda alla Direzione Centrale Veneto, però attualmente sul tavolo c'è anche questo tema. Alcuni istituti di credito si sono fermati sull'erogazione e sulla cessione del credito perché c'è questa interpretazione. Dovrà essere in qualche modo, mi viene da dire, l'asseveratore tecnico che con la sua responsabilità e col suo grado di giudizio certifica che uno stato avanzamento lavori è stato fatto, ma qui lascerei la parola a Marco per risolvere tecnicamente questo problema del 30%. Ecco, e la prima domanda intanto è, insomma, è vero che c'è stata di nuovo un'altra paralisi legata a questo SAL al 30%? Allora, diciamo che il discorso dei SAL è un po' più complicato, nel senso che il super bonus funziona al SAL. Il SAL vuol dire che è uno stato di avanzamento lavori in cui, come diceva Alberto, il tecnico dice direttamente sul portale dell'Enea a che percentuale di lavori è arrivato. Per noi tecnici questo interpello è una cosa abbastanza difficilmente comprensibile, nel senso che lo stato di avanzamento lavori prevede che io inserisco in questo stato di avanzamento lavori quelle che sono fatture pagate che possono essere relative sì a dei lavori, ma anche a degli anticipi che le ditte mi chiedono. Banalmente, l'esempio che tutti abbiamo vissuto è chi mi fornisce i serramenti. Chi mi fornisce i serramenti mi dice: ok, tu mi ordini i serramenti, li vuoi tra 5 mesi, mi fai il 10% all'ordine, un 15% a merce pronta e poi mi saldi quando vengo in cantiere e finisco i lavori. Noi, diciamo così, per tradizione, per situazione, per ragionamento come tecnici, non capiamo questa differenza che ci viene richiesta, cioè non discriminiamo questa cosa e non lo facciamo perché per noi il cantiere, la contabilità di cantiere è fatta in modo che è una cosa organica, che va a un inizio e a una fine. Il 30% lo prendiamo come una cosa convenzionale perché dobbiamo liquidare del credito, oppure perché abbiamo senza il 110 avremmo uno stato di avanzamento che facciamo al nostro committente per dirgli: guarda che sei arrivato a spendere questi soldi, siamo sopra o siamo sotto la previsione iniziale. Ma una discriminante di questo tipo crea paralisi e crea dei problemi, anche perché è un po' fuori dalla logica di quella che è un cantiere normale. Quindi io quello che mi aspetto è che questo interpello abbia un effetto abbastanza limitato, perché nessuno può paralizzare un settore perché dobbiamo dichiarare, oltre al fatto che asseveriamo sul portale dell'Enea, dobbiamo fare un'ulteriore dichiarazione in cui quei lavori sono stati fatti, perché diventa ingestibile e secondo me anche, come si dice, introduce un ulteriore scalino e un'ulteriore difficoltà che allontana quello che è il risultato finale di questa manovra. Il risultato finale di questa manovra è sia di caratteristiche finanziarie, quindi facciamo girare il settore, ma è anche una manovra di carattere ambientale. Ricordiamo che questo super bonus viene fuori perché abbiamo la necessità di efficientare degli edifici e più l'intervento è grande e efficiente l'edificio e meno, secondo me, dovremmo introdurre una serie di scalini, di difficoltà, di diciamo così, giri su documenti non utili ai lavori che rallentano il processo, perché se noi andiamo a vedere anche quello che è successo rispetto a quanto siamo riusciti a spendere col super bonus, notiamo che siamo non proprio in linea con quelli che erano gli obiettivi, no? Soprattutto per quella che è la parte economica di questa cosa. Quindi questa risposta, come diceva Alberto, mi sembra imprudente la domanda, ma anche la risposta non proprio centrata su quello che è il settore. Che purtroppo è una persona che si occupa di diritto tributario che risponde su una cosa che strettamente tecnica, no? Esatto, e secondo me c'è un'altra cosa, che è una cosa che io ho cercato di far passare anche ai miei colleghi, che è quella che diceva prima Alberto. Non possiamo fare 500 domande all'Agenzia delle Entrate, soprattutto quando queste hanno un carattere tecnico e gestionale di un'attività che è tipica del professionista tecnico, non perché siamo gelosi della nostra attività, ma perché io quando vado dal mio avvocato non capisco metà delle cose che mi dice, perché è un settore suo. Se lui viene da me io gli spiego come funziona l'impianto, quando vado da lui mi spiega come funziona un contratto. E quindi se io come tecnico, e faccio l'esempio del sisma bonus, continuo a fare domande all'Agenzia delle Entrate, ricevo delle risposte fuorvianti che tra l'altro vengono smentite da delle altre risposte e sono diverse tra regione e regione. Quindi, come diceva Alberto, ci vuole una certa prudenza sia nel fare le domande ma anche nel fornire le risposte che
in questo caso rallentano molto il sistema. Questo è il problema principale. Ecco, tornando sui cantieri, si diceva prima, raccontando un po' l'esperienza, insomma avrete diversi committenti anche nel vostro studio, vi sarete fatti una bella esperienza in tal senso, però aprire un cantiere significa avere a che fare con diversi anticipi, c'è l'impresa, c'è l'idraulico, c'è l'elettricista, che cominciano a chiedere gli anticipi, a presentare le prime fatture prima ancora che poi partano sostanzialmente i lavori. E che cosa succede? Ci sono delle persone, chi per esempio ha fatto la cessione del credito all'istituto bancario, che magari ha iniziato chissà quanti mesi prima tutte le pratiche, tutte le procedure nella propria banca, e che arriva a fine anno e scopre appunto che ci sono tutta una serie di novità dopo aver cominciato molto tempo prima questo percorso. Allora, diciamo che il grande elemento di novità del superbonus o di questo meccanismo della gestione del credito in generale è stato che è stato chiesto agli studi tecnici di fare dei piani finanziari. Il che non è sbagliato, perché lo studio tecnico ha sempre fatto il piano finanziario dell'opera pubblica, cioè il superbonus, quello che il committente vede come cantiere superbonus, è esattamente la procedura che la macchina pubblica usa per appaltare qualcosa, non cambia niente. Il problema dov'è? Che se vengono cambiate le regole, quando io ho fatto il piano finanziario, il mio committente ha ottenuto il visto dalla sua banca e siamo partiti in un certo modo, io impiego esattamente lo stesso tempo che ho impiegato per fare il piano originale a capire quali sono le differenze e a spiegare al mio committente e all'interlocutore del mio committente quali sono i cambiamenti. In questo noi abbiamo fatto un po' di esperienza con Alberto, con i visti di conformità, e devo dire che adesso siamo un po' rodati, però i primi sono stati veramente difficili da fare, perché le due lingue non combaciano in nessuna maniera, cioè bisogna mettersi lì e cercare di capire cosa serve. Cavillotti, ho visto che voleva dire qualcosa. No, volevo dire che questo tema del sale al 30%, pago o non pago, entro fine anno ho pagato solo il 20% e l'ho perso, non è che io perdo il diritto alla detrazione. Questo interpello era strettamente finalizzato alla possibilità di cedere un SAL del 30% o meno. La soluzione, se uno vuole essere prudente a questo punto, è, perché è consentita dalla norma, nella norma del 110 io posso decidere, come sappiamo la detrazione si divide in quinti, no? Se io decidessi non di scontarla in banca, non di cederla, ma di portarla nella mia dichiarazione, devo dividere l'importo speso in 5 anni. Allora che cosa può essere successo a tanti che magari sono poi fermi a causa di questa interpretazione, che hanno pagato una fettina che non raggiunge il 30%, hanno pagato il 10, il 15%. È una cifra modesta quindi rispetto al lavoro totale. Ipotizziamo che il lavoro sia da 100.000 euro e io ho speso il 15%, quindi ho speso 15.000 euro nell'anno 2021. Che cosa faccio? Decido che quel 15.000 euro non pago più niente e rimando tutto all'anno nuovo, ovviamente, alla luce di questa interpretazione. Quei 15.000 euro, siccome li ho spesi, sono lo stesso una detrazione buona che io potrò spendere in 5 anni nella mia dichiarazione. E che cosa faccio allora? Il primo quinto di 15.000 al 110% fa 16.500. 16.500 diviso 5 farà 5.000 e qualcosa, diviso 3.000 e qualcosa all'anno. Quel 3.000 me lo porto nella dichiarazione dei redditi di quest'anno. 16.000 meno 3.000 rimangono 13.000 che cederò l'anno dopo, cioè i 4 quinti di quella spesa lì li potrò cedere insieme a tutto il resto del mio 90% che cederò dopo. Quindi la soluzione è, per non buttare via, detrarre direttamente solo il primo quinto dei 5 e quindi vorrà dire che io quando farò la cessione avrò una cessione di 5 rate su 5 della parte che ancora non avevo pagato nel 2021 e una cessione di 4 quinti di quello che avevo pagato nel 2021. Questa è l'unica soluzione possibile. Intanto però ci si ferma e ancora non sappiamo entro quando dovranno finire i lavori, se al 30 giugno o se ci sarà una proroga, quindi poi c'è anche questo ulteriore problema. L'ultima pausa per la pubblicità, poi abbiamo ancora qualche minuto per cercare di fare chiarezza sul Superbonus 110, a tra poco.
Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Camillotti, abbiamo insomma messo sul tavolo tanti elementi, tanti temi, andiamo un attimino un po' a chiudere, quindi fare chiarezza anche sugli ultimi aspetti che ancora ci restano da trattare. Allora, abbiamo detto una norma è in vigore, quella che di cui abbiamo parlato fino adesso, decreto legge antifrode 157 in vigore dal 12 di novembre, dall'altra parte abbiamo un testo di un disegno di legge della norma finanziaria che sta correndo e che nella prima stesura che abbiamo potuto leggere fissa dei paletti di proroga. Allora, se è ben vero che questa norma è stata criticata per le proroghe parziali o monche o limitate su determinati lavori del 110, è altrettanto vero però che finalmente, è la prima volta che succede in 15 anni, hanno buttato la palla avanti sulle scadenze di tutti gli altri bonus di ben 3 anni. Perché cosa succede se la norma rimane così com'è? Gli altri bonus edilizi, e quindi parliamo di riqualificazione energetica e la chiamiamo ordinaria, cioè non quella da super bonus, quella per intendersi al 65%, è stata prorogata, il termine naturale di scadenza era 31/12/21 e ricordiamo che da diversi anni venivano prorogate di anno in anno. Oggi ci hanno detto che la riqualificazione energetica ordinaria varrà fino al 31/12/2024. Questo è un po' un paracadute per dire che chi entra nel super bonus e non riesce perché finiscono i termini non avrà più 110 ma avrà 65 e avere una programmazione fino al 31/12/24 ci permette quantomeno di dire tutto sommato non sarà 110 in 5 anni ma è 65 in 10 anni e quindi un paracadute ce l'ha, non è che comincio a fare la caldaia e non finisco entro il 30 giugno e mi rimane tutto a mio carico. La seconda norma prorogata è la classica ristrutturazione ordinaria, il famoso 50%, con il massimale di spesa per unità immobiliare e per anno di imposta e per singolo lavoro di 96.000 euro, quindi 96.000 euro al 50% fa 48.000, anche questa è stata prorogata con termine normale di scadenza 31/12/21 fino al 31/12/24, quindi le due classiche norme riqualificazione e ristrutturazione portate al 31/12/24. È stato altresì prorogato il cosiddetto bonus facciate, ma con una sforbiciata importante. Era in vigore fino al 31/12/2021, va fino al 31/12/2022, ma invece che avere un'aliquota del 90% ha un'aliquota del 60%. È stato ulteriormente prorogato il bonus mobili, ma con una forte penalizzazione. Il bonus mobili è nato con un plafond di 10.000 euro, è salito fino a 16 e ora torniamo indietro a 5.000 euro per i bonus dedicati all'acquisto di mobili nell'anno d'imposta in cui io ho fatto anche lavori di ristrutturazione, quindi ci vuole la precondizione di aver fatto dei lavori. È stato altresì riprorogato fino a 5.000 euro il bonus verde, quindi il cosiddetto bonus giardini, e a proposito di super bonus 110, scusate giro i fogli ma le date se no non riesco a ricordarle completamente, che cosa è successo a oggi e per quello che conosciamo? La norma è stata prorogata per i condomini o per le unità composte da 2 a 4 unità immobiliari fino al 31/12/2023 col 110%. La sforbiciata grossa, come ha ricordato prima correttamente il parlamentare, è stata data sulle abitazioni unifamiliari, il cui termine di scadenza è stato confermato al 30 giugno 2022, salvo per coloro che hanno cominciato i lavori in modo ufficiale, quindi hanno presentato una CILA entro il 30 settembre 2021, prima dell'emanazione di questo disegno di legge, e quindi questi potranno andare avanti fino al 31/12/2022, oppure i possessori di villette unifamiliari con una ISEE inferiore ai 25.000 euro avranno diritto a completare i lavori entro il 31/12/2022. C'è da dire che il criterio dell'ISEE a 25.000 euro non è per favorire le persone più bisognose o quelle che hanno meno capacità di reddito, è semplicemente un modo per accorciare quella coperta che ho detto che è cortissima, è un parametro per limitare le spese dello Stato. Ora, il danno che si può fare a tenere ferma questa data al 30 giugno è notevole sui cantieri partiti e su quelli che non partiranno a causa di questo blocco al 30 giugno, perché
il tessuto del nostro mondo dei paesi è pieno di villette unifamiliari, di case singole. Molto più, io parlo per la regione Friuli Venezia Giulia, evidentemente se parliamo di Milano e Roma probabilmente i condomini spopolano, certo. Però qui oggi si rischia veramente di fare una paralisi e di mandare in soffitta progetti che erano pronti a partire, perché oggi con la carenza di materie prime e con la carenza di imprese che possono fare questi lavori si rischia che un progetto pronto, fatto e finito che doveva partire non parte perché il contribuente non ha la certezza di arrivare in fondo. Questa è un po' la situazione. Per concludere, chi opera sui cantieri, chi si confronta quotidianamente con i committenti, con le imprese che lavorano, con che spirito si va avanti? Ma allora diciamo che lo spirito è quello di aspettare dicembre e cercare di capire dove andiamo a finire, nel senso che a mio giudizio non è credibile il limite a 30 giugno per gli edifici singoli. E non è credibile per un semplice motivo. Soprattutto la nostra regione, il nostro tessuto produttivo, non ha la capacità di smaltire il lavoro programmato e quindi non concedere un minimo di proroga, almeno fino a fine anno, che è uno scenario credibile, provoca sicuramente dei danni, anche perché, come diceva Alberto, noi non abbiamo un tessuto di condomini dove possiamo andare a intervenire e fare volume, noi abbiamo un'edilizia un po' diversa. E quindi credo che su questo una qualche forma dovranno trovarla, perché altrimenti rischiamo veramente di fare dei danni ingenti. E c'è un tema che pochi considerano, che qualcuno potrebbe avere dei contratti in essere per fare dei lavori l'anno prossimo, il che pone, secondo me, le imprese in una situazione estremamente difficile. Perché, come diceva Alberto, noi abbiamo vissuto gli ultimi 6 mesi molto precari per forniture, presenza di persone nei cantieri e capacità delle nostre imprese di sviluppare lavoro, non perché non siano capaci, ma semplicemente perché il settore è rimasto fermo 10 anni, non possiamo pensare che gli diamo un incentivo fiscale e questo è in grado di produrre indipendentemente dal numero di persone che ci lavorano. L'altro tema è questo, ci sono alcune filiere, come per esempio quella degli isolanti, dove il materiale non è mai stato prodotto e verrà prodotto forse nel corso dell'anno prossimo. C'è un'altra filiera come quella del legno che ha visto aumentare il prezzo in maniera completamente fuori controllo, quindi io direi mi aspetto sicuramente qualche aggiustamento, non un prolungamento indiscriminato di tutto. A mio giudizio il limite sull'ISEE 25.000 euro è un po' difficile, nel senso che capisco che riduce la coperta, ma di fatto se guardo il mio ISEE e cerco di capire cosa vuol dire avere l'ISEE a 25.000 euro, penso che nessuna banca anticipi dei soldi per fare dei lavori. E quindi di fatto vuol dire tagliare fuori un'intera categoria. L'altra cosa che mi permetto di segnalare è questa, che soprattutto nel nostro territorio, se vogliamo riqualificare dal punto di vista energetico e creare un'infrastruttura anche di immobili che producono energia oltre che comprarla dalla rete, che è una delle grandi richieste che abbiamo dall'Europa, dobbiamo necessariamente trovare un metodo per far continuare, almeno per un certo periodo, questo tipo di incentivo. Anche perché se no andiamo abbastanza in difficoltà, ripeto, per tutte le motivazioni di prima. Io penso, se vogliamo chiudere, che la soluzione, visto che parliamo di coperta corta e di denaro da spendere da parte della pubblica amministrazione, sia quella di aprire i termini temporali e ridurre l'aliquota. Quindi io penso che la vera mediazione si debba trovare lì, andare avanti al 31-12-23 anche per le unifamiliari e ridurre il super bonus invece che al 110 al 90%, è lo stesso un incentivo a correre e a fare ristrutturazione. Potrebbe essere un compromesso, insomma, per salvare caprecavoli? Sì, diciamo, nella mia opinione potrebbe essere anche interessante fare un ragionamento sulla durata, no? Noi abbiamo visto che le banche, in genere chi compra i crediti, non ama un credito a 10 anni, ama molto un credito a 5 anni perché diventa importante nel bilancio, quindi potrebbe essere, riduciamo l'aliquota ma anche gli riduciamo il tempo e quindi il prodotto finanziario, che è il credito che questi comprano, diventa interessante, quindi ce lo pagano meglio e possiamo fare più interventi, insomma.
Ecco, proprio in chiusura diamo uno sguardo a questi dati di Enea, l'aggiornamento proprio al 30 novembre, vediamo asseverazioni e poi anche la distinzione, no? Questi sono i dati che riguardano il Friuli Venezia Giulia. Se andiamo a vedere condomini, le unità unifamiliari, unità indipendenti, abbiamo un'idea di quello che sta insomma succedendo in Friuli Venezia. Quello che abbiamo appena detto. Ecco, questi appunto sono i numeri, la possibilità che ci sia una proroga per i soli condomini, insomma questo è... Tenete conto che in questa statistica giustamente c'è scritto 110, perché se voi girando per le città vedete tutti i condomini coperti di impalcature, in realtà tutti i condomini hanno quasi tutti fatto bonus facciate al 90%, sì. Quindi non sono qui dentro. Questo è quanto, insomma, sono numeri che vanno a confermare, come diceva Camillotti, il ragionamento che fin qui è stato fatto. Vi ringrazio moltissimo, vi auguro buon lavoro, ce ne sarà bisogno e speriamo che questa situazione di paralisi si sblocchi, magari ecco, anche in virtù di questo compromesso che abbiamo stasera qui ipotizzato. Grazie per il vostro contributo come sempre, e grazie a voi che ci avete seguito da casa e ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci.